ospiti, abbiamo gli ospiti con i quali affronteremo la questione del nuovo governo, di quello che forse potrebbe nascere nel corso di questo fine settimana. Li presento subito. Allora, Tommaso Tommasi, buonasera. Buonasera. Fratelli d'Italia, buonasera Tommasi. Al suo fianco abbiamo Silvia Covolo, parlamentare della Lega. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qua. Poi Giuseppe Traniello Gradassi, buonasera. Buonasera. Partito Democratico. E poi abbiamo Settimo Gottardo. Buonasera Gottardo. Buonasera a tutti. Ex sindaco di Padova. Allora, come sempre noi introduciamo anche la seconda parte della trasmissione parlando di ricorrenze storiche, e sentiamo di che cosa parliamo stasera nella nostra sigla di memorandum. Memorandum, storia e memoria. 5 maggio 1936. Le truppe italiane entrano ad Addis Abeba in Etiopia. La conquista della capitale permette a Benito Mussolini di proclamare la fondazione dell'impero. 7 maggio 1898. Il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta a Milano contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, 300 secondo l'opposizione. Per questa azione il generale viene decorato dal re Umberto I. Ecco qua, allora, due ricorrenze. Iniziamo subito parlando appunto di Etiopia, della presa di Addis Abeba. Lo facciamo con l'annuncio che fa Mussolini, il discorso di Mussolini, appunto, in cui comunica l'avvenuta presa di Addis Abeba e la fine della guerra. Sentiamo. Telegrafa, oggi 5 maggio alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. Al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. L'Etiopia è italiana. Grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista. Allora, queste le parole di Mussolini, un annuncio salutato dall'ovazione della folla. Settimo Gottardo, cos'è stata l'Etiopia per l'Italia? Ma l'Italia è arrivata all'impero coloniale quando il colonialismo ormai stava per morire, quindi siamo arrivati in Italia. Dell'Etiopia ho un ricordo del tutto particolare, perché una volta presa Addis Abeba, appunto il 5 maggio, e si trattava di ricostruire Addis Abeba, e il piano regolatore generale di Addis Abeba l'ha fatto un giovane architetto molto brillante legato al regime fascista, che si chiamava Piccinato, che è stato quello che ha fatto poi il piano regolatore a Padova quando finita la guerra bisognava amministrare e ricostruire la città di Padova. Ed era un bel piano regolatore. Quello che ha progettato e allora però si era schierato, come tutti gli ex fascisti, si era schierato a sinistra, poi si era collocato dentro il Partito Socialista. Però ha lasciato un segno molto interessante ad Addis Abeba,
tutta questa, diciamo, ricostruzione dei giovani architetti del regime che Mussolini ha molto valorizzato, hanno fatto delle cose egregie da Addis Abeba, come a Roma peraltro, cose urbanisticamente dal punto di vista architettonico molto interessante. Come interessante è stato Picinato a Padova, quindi il mio ricordo, l'unica cosa che trovo di positivo, scusate se il mio provincialismo e la mia padovanità, è questo collegamento con questo allora giovane architetto che era Picinato. Però non fu eseguito, non fu seguito quel piano regolatore a Padova, perché Crescente, per esempio via Fassolati, era previsto doppia corsia. Sì. Oggi, se fosse stata doppia corsia, quel famoso tram potrebbe passare. Sì. E poi fu chiuso Ponti Romani, no? Il fiume che passava attraverso Ponti Romani, e lì c'era il progetto di fare una sorta di metropolitana. No, molte intuizioni di Picinato non sono state fatte, ma lui rimane un grande architetto del regime. Pensiamo a alcune città nuove che ha costruito nel Lazio, Aprilia, cioè c'è stata una certa genialità che poi ideologicamente e culturalmente è stata negata, perché il fascismo non mica ha avuto tutti solo che demeriti, ne ha avuti tanti demeriti, anche alcuni sono fondamentali da vergognarsi, però diciamo un gruppo dirigenti innovativo l'aveva tirata su, e ad Addis Abeba tuttora la struttura di Addis Abeba è ancora quella disegnata da Picinato, tale e quale, ed è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ad Addis Abeba per salvaguardare gli edifici e le strutture fatte da Picinato. Triniello, cosa possiamo dire? Io posso solo ripercorrere quello che ha detto Gottardo, che è stata un'operazione coloniale quando il colonialismo ormai era alla fine ovunque. Già la guerra di Libia contro la Turchia, che ha preso la Libia e le isole greche, era una guerra in ritardo di recupero rispetto alle altre nazioni europee in una situazione coloniale. Quella dell'Etiopia era decisamente fuori tempo massimo, dopodiché nella storiografia che abbiamo studiato anche noi da bambini, anche se era del dopoguerra, comunque ci facevano passare come italiani brava gente che avevamo fatto solo delle opere e civilizzato un posto. La storiografia recente ridà giustizia anche agli etiopi, sono stati in Etiopia ad Addis Abeba nel 95, 7 giorni, e devo dire che è una bellissima città, come è stata fatta col piano regolatore che è stato fatto, però ha ridato giustizia anche alla storia etiope, che ancora oggi ha come festa nazionale la nostra disfatta ad Adua, precedente alla conquista dell'Etiopia. E indubbio che sono emersi tutti i difetti anche degli italiani non brava gente. Abbiamo usato armi che adesso sono completamente illegali, abbiamo usato sistemi che non sono assolutamente compatibili con l'onorabilità del nostro paese e che dopo alla fine sono sfociati nel 1938 con le leggi razziali, perché in pratica è stato un crescendo di queste cose, per cui devo dire che alla fine il dato è estremamente negativo. Certo. Silvia Covolo, cosa abbiamo lasciato noi in Etiopia? È Io con quello che innanzitutto vi ringrazio per aver affrontato questo argomento, perché a mio avviso al giorno d'oggi non ha più senso parlare di fascisti o antifascisti, nel senso che il fascismo, il periodo mussoliniano, è stato un momento storico che ora noi abbiamo la possibilità di rivisitare. L'Italia arriva in ritardo non soltanto nel colonialismo ma anche nella rivoluzione industriale, parte a fine 800, negli altri paesi è partita a fine 700, in Inghilterra, quindi saliamo sempre su un treno di corsa. Mussolini nel 1926 ha fondato anche l'Agip per tentare di approvvigionarsi di risorse, di materie prime di cui l'Italia era assolutamente carente, ed è questa la causa del ritardo nel processo di industrializzazione. In Inghilterra è stato legato al carbone, materia prima di cui noi siamo privi.
quindi in Italia si sviluppano le aziende elettriche, alla fine dell'Ottocento Mussolini tenta di appropriarsi del petrolio, quindi tenta di accedere a risorse alternative e così si spiegano la conquista della Libia e dell'Etiopia. Tenta una terza via tra il capitalismo e il comunismo, per cui Mussolini viene visto positivamente in Italia come un freno al comunismo che stava nascendo in quegli anni nell'Unione Sovietica, quella che si chiama Unione Sovietica, appunto ora si chiama Russia. Certo. Tommasi. Beh, innanzitutto mi riprendo quello che diceva Gottardo, sì, che in effetti Addis Abeba è una città, si può dire, protetta per gli interventi architettonici e urbanistici che sono stati fatti diciamo durante la conquista. Ecco, voglio sottolineare questo rispetto ad altre nazioni come l'Inghilterra, come la Francia, che avevano le loro colonie e che sfruttavano le loro colonie. L'Italia in quel momento ha dato qualcosa in più, perché ha portato sicuramente gli interventi architettonici, ma anche dal punto di vista sanitario, dell'istruzione, quindi abbiamo dato qualcosa di più su quei territori che non erano soltanto legati allo sfruttamento, ma bensì a una costruzione, diciamo, di un'Italia anche lì. Quindi sì, Mussolini ha fatto delle cose chiaramente negative, però ha fatto anche delle cose positive, cioè, poi la gestione di questi territori successivamente è stata gestita male, quindi dalla struttura italiana coloniale. Certo che in quel momento, in quel periodo storico, dal punto di vista europeo eravamo rispettati per alcune scelte che comunque abbiamo fatto di strategia e anche di intervento proprio in Etiopia. Appunto dal punto di vista urbanistico sono state fatte delle cose eclatanti, ma anche dal punto di vista dell'istruzione oramai sì, siamo nel 1918, quindi gli anni sono passati, ma qualche anno fa anche qualche familiare mi ricordava appunto che quando si recava in Etiopia i ricordi delle persone che stavano lì erano comunque positive. Ecco, certo. E quindi non erano solo negative. Poi per carità la strada si è incuneata, sono stati usati un sistema di forza, probabilmente come dicevi, che non era il sistema di forza migliore dal generale Badoglio. Certo, però diciamo l'Italia è stato fatto... viene anche condannata, ecco, no? Esatto, certamente. Però diciamo certe cose è giusto anche che vengano valorizzate. Ecco. Certo. Però non si può confondere la storia, scusatemi. La Libia è stata presa prima della prima guerra mondiale, non c'entra niente con Mussolini e con la strategia di Mussolini. Ecco. E in Etiopia petrolio non ce n'era, era una questione estremamente diversa. Sicuramente c'è stata un'esportazione di famiglie e di persone nostre che sono state mandate in Libia e in Etiopia, che hanno creato e lavorato, però è indubbio che i presupposti erano completamente diversi e non possiamo confondere il discorso di ricerca in materie prime, che poi in Libia quando ci siamo andati non sapevamo neanche che c'erano, e ci siamo andati prima della prima guerra mondiale e il governo Mussolini non esisteva, e con quello che è stato fatto con la guerra di Etiopia. Sì, in effetti la guerra di Libia apre la prima guerra mondiale, è un'apertura contro l'impero turco ottomano. Ma la cosa che mi meraviglia, allora noi andiamo a creare un impero in un posto dove non c'è il petrolio, ma guarda caso l'Agip, Mussolini vende i pozzi petroliferi che erano di concessione dell'Agip a Mosul, si priva del petrolio per andare a fare una guerra con che? Con il petrolio degli altri? Questo è il punto. Ma allora, diciamo, una certa vicinanza con i francesi e gli inglesi c'era ancora. E l'assurdo è in Libia manco provano a cercare il petrolio, perché sono convinti che non ce n'è. Lo scopriranno dopo la seconda guerra mondiale. E questa che mi lascia... Allora, io ho un'altra teoria dell'impero. Se io faccio la guerra, creo un'economia e posso mangiare quello che voglio. Cioè il regime nella guerra coloniale ha fatto man bassa sulle spalle degli italiani, perché poi abbiamo visto
mentre tutti cantavano un'Italia grande, l'impero e tutto il resto, quando poi si è scoperto cos'era l'Italia dopo la seconda guerra mondiale, mi pare che non ce n'era per nessuno e che tutti i soldi sono andati a fare le guerre, ma facendo le guerre io creo il vantaggio delle industrie. Una di queste era la Fiat, e quindi c'è un business sotto, ma non è un business finalizzato al benessere degli italiani. Il business è nei confronti di un'Italia immaginaria, voglio creare l'impero, quando lo stesso Papa Pio XI dice questo è l'inizio della seconda guerra mondiale e condanna la guerra in Etiopia. Ed è fondamentale capire questo, ma viene zittito da tutti i cardinali, perché non si poteva parlare. E allora ci sono le fotografie che quando parte l'esercito italiano viene imbarcato, ci sono i cardinali col braccio alzato, saluto romano, e dice andiamo a portare il cristianesimo in Abissinia. E il Papa dice ma sono più cristiani di noi, perché sono cristiani copti, sono vecchi, vetero-cristiani, sono i primi cristiani che si sono formati dopo la morte di Cristo. E questo lascia sorpreso. Ma perché tutta questa cosa? Perché bisogna spendere soldi per la guerra, perché allora i soldi girano nelle tasche di chi ha denaro e non vanno nelle tasche dei poveri. Il fatto di il fazzoletto di terra al sole, pochi ne hanno usufruito. È vero, ci sono stati dei migranti, sono andati là, hanno avuto fortuna, ma parliamo di decine di migliaia, non parliamo di milioni. E allora se io calcolo quanto è stato speso per ogni migrante che è andato a creare un suo benessere nelle colonie, abbiamo speso delle cifre che se gli davamo i soldi forse era più contento. Se investivamo nelle grotte o dove la gente dormiva dentro le grotte a Matera e morivano di tubercolosi, vabbè, quelle le abbiamo scoperte dopo la guerra Matera. Adesso sono diventato un segno di civiltà, ma io vorrei vedere uno che vive dentro una grotta dove la stalla sta nella parte più profonda perché crea calore e uscendo riscalda anche me che mangio oppure sto a letto. Questi sono i problemi non vengono presi in considerazione. Allora una giusta, non critica, una giusta visione della storia rimette a posto, perché sennò la storia non insegna. Se non riusciamo a vedere la storia così come è successa, chi se ne è avvantaggiato in tutte queste cose qua, la prossima volta non riusciamo a capire, e non riusciamo a capire adesso perché in Siria c'è la guerra. Guardate che i siriani sono buoni, ve lo garantisco, sono stato. Gli iracheni sono buonissimi, gente generosa, sono stato ospite, non sono cattivi. Ma è chiaro che se io porto la gente allo stremo, creo queste situazioni. Allora, questa è successa in Abissinia, succede oggi, e vorrei, Gottardo, che tu mi aiutassi a spiegare cosa sta succedendo oggi in Siria. Non è la stessa cosa, non sarà l'impero, chiaramente, ma c'è un interesse sotto, perché l'economia di guerra è un'economia vecchia come l'impero romano. Gottardo, dammi una mano. Cosa dici, Gottardo? Su questi ragionamenti qua, però posso fare un salto. Dai. Nel senso che si ricordava anche, sembra che non c'entri, invece è profondamente collegato, Bava Beccaris che spara a zero, cioè la storia ci dà sempre delle lezioni molto interessanti, al di là dei singoli episodi. È come dire che tu sviluppi il tuo capitale, la promozione del tuo paese andando a occupare e sfruttando un altro paese. Non è così. Non è così che la storia procede. Ecco, il fallimento nell'Etiopia è stato questo il senso vero. Bava Beccaris, idem, pensa di fermare i movimenti popolari del popolo profondo, il vitalismo popolare profondo,
i bisogni popolari profondi con gli strumenti militari, cioè li spara. Non è così. È come l'altro giorno che hanno vinto l'ISIS e il terrorismo, dicono, a Mosul per via militare, ma il terrorismo non lo vinci per via militare, come i movimenti popolari non li fermi col Bava Beccaris, come lo sviluppo non lo garantisci occupando un altro paese e rubando le risorse, ma affrontando politicamente e socialmente i problemi. Cioè tutti questi passaggi qua che abbiamo visto dell'Etiopia, di Bava Beccaris, non sempre noi riusciamo a capirne fino in fondo il significato. Il terrorismo ce l'abbiamo ancora, nonostante che si sia vinta una battaglia militare, perché il terrorismo non si sconfigge per via militare, ma per via culturale e politica, eccetera, eccetera. Il colonialismo non è che noi lo riprendiamo attraverso le multinazionali, perché non è così che tu garantisci lo sviluppo del tuo paese, cioè non lo garantisci attraverso un processo di sfruttamento altrui o di blocco delle speranze altrui. La storia è sempre molto più interessante, ci insegna sempre, e poi che noi siamo abitudinari, gli uomini, gli umani, sono abitudinari, ripetono sempre gli stessi errori, come le formiche processionarie che fanno sempre lo stesso tragitto nella foresta, poi vengono bloccate dai formichieri di turno che se le pappa tutte. Quindi queste commemorazioni sono interessanti se noi riusciamo a farne, come si dice, una lezione che ci porta all'attualità, a comprendere di non ripetere alcuni errori. Ecco. Certo, sentiamo anche è indubbio che Trianiello i contesti no? storici sono diversi e noi sicuramente, anche grazie a un'evoluzione democratica del nostro paese, troviamo incomprensibili alcuni episodi e non tollerabili alcuni episodi. Indubbiamente Bava Beccaris avrà dato l'ordine di sparare i cannoni, però era il contesto politico che dominava l'Italia, dove non c'era un voto universale, dove sì era stata riunificata l'Italia, però c'era un regno con pochi rappresentanti votati e pochi votanti che ritenevano di poter usare le armi contro un movimento popolare che alla fine aveva una legittimità nel fatto che avevano fame. Questo è fatto, però è anche vero che anche in un contesto in cui Bava Beccaris qualche anno prima era stato accusato di non aver sparato sulla folla in un'altra città, dove il sindaco era stato praticamente sbeffeggiato dalla popolazione, e in questo caso spara. E devo dire che è stato estremamente grave. Dopodiché alla fine, dopo dire che Bresci ha colto l'occasione per uccidere Umberto che doveva vendicare, io penso che il movimento anarchico ci fosse lo stesso. Non c'è un collegamento. Io dico che i movimenti popolari non si possono reprimere con la forza come sono stati repressi. Sicuramente il terrorismo va represso con la forza. Fare uno stretto collegamento fra movimenti popolari legittimi o anche richieste legittime della popolazione, che adesso per fortuna si esprimono con il voto e trovano uno sfogo anche con il voto e nella nostra Costituzione e nella nostra modalità democratica, verso un terrorismo che è fatto sicuramente da persone che sono malate e che in molti casi non hanno neppure motivo di essere terroriste, come le nostre BR e tutto il resto, che devono essere represse in tutti i modi dallo Stato civile. Devo dire che c'è un'estrema differenza, per cui Bava Beccaris non ha sparato contro dei terroristi, ha sparato contro dei cittadini inermi, e qui è una cosa che nel nostro paese non dovrà mai più accadere. Negli Stati Uniti, in uno Stato democratico dove ci sono i blackout, ci sono delle rivolte, fanno intervenire la Guardia Nazionale, non c'è niente di male. Noi abbiamo i soldati per le strade adesso per la causa terrorista, però non si spara addosso alla gente. Certo, certo.
Però da battuta, sul terrorismo le cose più complesse. Guarda che Mazzini veniva considerato un terrorista. Ai suoi tempi era un Quindi terrorista. bisogna sempre essere... No, Mazzini era un terrorista. Era un terrorista. Allora, i mazziniani fanno la Padre della patria. No, padre della patria, sì. Ben Gurion in Israele era considerato un terrorista, Era per dirvi, ma è il padre della patria. Ariel Ben Gurion quindi, non ha mai messo una bomba. Sì, una prova contraria, e in tutti i casi era considerato un terrorista da qualcun altro, ma non neanche dalle autorità inglesi. Era considerato un terrorista. Comunque, io penso che il problema è che la prima fase dell'unità d'Italia è la colonizzazione dell'Italia. Cioè nella prima fase i Savoia colonizzano il sud e colonizzano tutte le regioni, escluso la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Viene colonizzato anche il Veneto, ma si mettono le tasse sul pane, cioè sul macinato, non sul pane, e quindi la gente non ha i soldi per andare a mangiare, per mangiare il minimo, perché si mangiava il pane e poi si mangiava nient'altro, si mangiava la polenta e poi non si mangiava nient'altro, e se metti la tassa anche su quello, allora diventa una vessazione. Hanno fatto anche gli austriaci con l'impero austro-ungarico prima, quindi. Non c'è dubbio, però abbiamo visto l'instabilità dell'impero austro-ungarico. Diciamo che Radeschi diceva che il Lombardo-Veneto era popolato dalle popolazioni più ignoranti dell'impero e che non c'era bisogno di investire. Ma quello che cambia questa colonizzazione interna e non colonizzazione esterna è Mussolini, in questo senso è positivo, cioè non si va più a vessare le popolazioni del sud, e abbiamo parlato prima, quale sbarco in Sicilia di Garibaldi eccetera, ma si portano fuori, si sposta il problema da un'altra parte, questo sarebbe un vantaggio. Ecco, le cose non è come si fanno, non il fatto di averle fatte. E quindi il problema rimane sempre le scelte che vengono fatte nel momento in cui, per esempio, a Addis Abeba c'è una carneficina, quando c'è l'attentato a Graziani, e ci sono ben 12.000, perché hanno aperto le fosse non più tardi di qualche 5 o 6 anni fa, hanno trovato forse fino a 12.000 sacerdoti copti. Graziani prende i musulmani e li lancia contro i sacerdoti copti, perché naturalmente è naturale che io ho la soluzione migliore, e quindi c'è una persecuzione che dura settimane e c'è una strage fintanto perché c'è stato l'attentato a Graziani. E queste erano le scelte dell'epoca e certamente non ce ne possiamo gloriare oggi. Graziani era ricercato, poi l'hanno messo via, per essere processato, come è stato processato il processo come erano stati processati i criminali nazisti al processo di Norimberga. Anche Graziani faceva parte di uno dei 900 ricercati dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra per essere processato come criminale di guerra. Certo. E Badoglio era il traditore in Caporetto. Non so, andiamo avanti invece su Bava Beccaris e questa rivolta della pancia, no? Così come veniva definita, 80 morti ufficiali, 300 diciamo ufficiosi, Silvia Coro. Sì, quella di Bava Beccaris è una repressione di lavoratori soprattutto che protestavano, perché ricordiamo che Milano è una delle città cardine della rivoluzione industriale, dell'inizio dell'industrializzazione in Italia. In Italia i salari sono sempre stati bassissimi, a differenza del Fordismo che nasceva in quegli anni, all'inizio del Novecento negli Stati Uniti, dove si tentava di pagare il giusto salario ai lavoratori per indurli a consumare, quindi a sfruttare la produzione di queste industrie. L'Italia è sempre stata preda del capitalismo straniero proprio per questo, perché il costo del lavoro è sempre stato tenuto molto basso. All'epoca non esistevano ancora i sindacati come li intendiamo oggi, esistevano le leghe di resistenza dei lavoratori manuali, le corporazioni dei lavoratori, degli artigiani, dei lavoratori appunto dei piccoli imprenditori. Il sindacato nasce all'inizio del Novecento e durante il fascismo diventeranno le corporazioni.
il Parlamento diventa la Camera dei fasci delle corporazioni, proprio perché il sindacato diventa un organo dello Stato anche con potere di prendere decisioni vincolanti. E c'è un filo conduttore comunque tra le due guerre, come accennavamo prima, la prima e la seconda guerra mondiale, perché l'economia non diventa più strumento di benessere ma diventa strumento di distruzione e favorisce soprattutto la grande impresa. Abbiamo visto prima le Fiat, l'Alfa Romeo durante il periodo mussoliniano sono favorite dalle commesse statali e nel dopoguerra avranno dei problemi di riconversione produttiva. Durante il fascismo nasce l'IRI, l'Istituto per la riconversione industriale. Il discorso è collegato anche alla legge bancaria del 1936 che vietava alle banche di partecipare alle imprese, come era successo a fine 800 che ha portato al fallimento di numerose banche. Per cui l'IRI nasce con l'intento di favorire la ristrutturazione delle aziende per poi poterle immettere nel mercato. Quindi nella storia economica italiana c'è sempre questo filo conduttore per cui la grande impresa, i grandi capitalisti sono favoriti a discapito dei lavoratori. Tommaso Tommasi. Io vorrei riprendere in esame sulla questione del terrorismo e Bava Beccaris. Sì, Bava Beccaris attua una repressione molto forte verso i lavoratori, quindi con i primi sistemi di lavoro, mi pare che a Milano proprio in quegli anni ci fu un primo volantinaggio da parte di alcuni lavoratori e lui in maniera abbastanza irruenta reprime questa protesta spontanea. Sì, è anche vero che non si può associare tutto questo a una forma di forza legata al terrorismo, come dire, perché il terrorismo, quello che c'è oggi, quindi una forma di terrorismo internazionale dovuta maggiormente quei paesi musulmani, diciamo, che in qualche modo applicano la legge della Sharia sostanzialmente, per cui questo è un sistema che è totalmente diverso, cioè che non si può prendere in esame con un arco di storia, con una situazione generale negli anni che si è evoluta, è una cosa che in qualche modo non è mai accaduta. Poi il sistema, come e in che modo viene usata adesso, sì, uno lo può, come dire, mettere in confronto con le crociate, però francamente la situazione di difficoltà che ha oggi dal terrorismo internazionale è totalmente diversa, cioè trovare delle cellule, cosa? Sì, trovare un collegamento, insomma, lo vedi? Sì, lo vedo difficoltoso, cioè trovare delle cellule, delle persone, faccio un esempio, di terza, quarta generazione magari che si spostano in Francia con genitori integrati totalmente, che poi decidono in qualche modo di farsi saltare, questo lo vedo difficile, cioè penso che nella storia non sarebbe mai forse accaduto, ecco, quindi mettere in confronto la situazione del terrorismo a queste, diciamo, a una situazione di repressione che c'era già, la vedo difficoltosa, cioè il rapporto tra quello che succedeva una volta fino all'800 e i primi 900 a quello che succede adesso lo vedo assolutamente. Ermanno. Sì, non è una... bisogna considerare perché c'è questa guerra in Siria. Non tanto il terrorista è il mezzo attraverso cui oggi si fa la guerra e non è il fine è destabilizzare tutti i paesi dell'Oriente, cosa che all'epoca, quando cade l'impero romano, i francesi e gli inglesi si mettono su un tavolino e lo fanno scientificamente, mettono a capo un sunnita con la maggior parte della popolazione che è sciita, perché questo crea instabilità e di conseguenza lui diventerà sicuramente un dittatore perché non ha il consenso del popolo e non potrà mai arrivare al voto perché sennò cade, e quindi crea questa cosa. Poi in Siria abbiamo uno sciita con maggioranza sunnita, addirittura uno sciita che ha la stessa diciamo, approvazione da parte del popolo di quanto sono i cristiani. E questo squilibrio che viene creato appositamente è come prendere una piramide e metterla dalla parte rovescia, no? È chiaro che non sta in piedi, ma fa parte
io che sono fuori riesco a gestirla questa instabilità. Divide ed impera non è che l'hanno inventata gli inglesi, l'hanno inventata i romani, quindi queste instabilità stanno bene. Stava meglio con Saddam Hussein l'Iraq o sta meglio adesso? Ma non c'era tutto questo disastro. Diciamo che i morti che ha fatto Saddam Hussein durante la sua non sono dittatura questi, sono superiori a quelli che sono venuti dopo. Io non credo che siano superiori. E i morti che si porta dietro Assad sono molto superiori a quelli di chiunque ha fatto la rivolta in Siria. Che abbia fatto Saddam Hussein più morti. Sì. Penso che i dati ha siano massacrato chiari. Tribù e oppositori in silenzio. È la stessa situazione. Anche Reza Pahlavi, non è che dopodiché poi Khomeini quando è arrivato, hanno destabilizzato dimentichiamo tutto. sempre che c'è stata una seconda guerra mondiale con degli equilibri in quella zona che si sono stabiliti in maniera diversa, dove gli ufficiali iracheni erano dalla parte di Hitler, dopo ci sono state tutta una serie di questioni importanti e c'è stata una primavera araba. Sì, è vero. E dopodiché quello lì è sempre stato quella zona lì è sempre stata la valvola di sfogo della contrapposizione dei due blocchi, URSS-NATO. Quando è caduto tutto adesso si sta ripristinando. Mi pare che in alcune situazioni si stia anche le situazioni si stanno inasprendo, basta vedere un po' in alcune zone tra il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia, che i fatti degli ultimi mesi ci sono sempre stati. Sì, ma in alcune situazioni, in alcune città ci sono delle sacche di tensione che mi pare si stiano consolidando, lo dicono anche i rapporti internazionali dell'ONU. Non possiamo andare via da lì, dobbiamo rimanerci. Certo. Allora, adesso parliamo di politica, andiamo in pubblicità un attimo, chiudiamo questa parte delle ricorrenze storiche, non lasciateci, ci vediamo tra qualche minuto. Salvini e Di Maio hanno iniziato a dialogare, a stendere questo contratto di governo, ne parliamo subito dopo la pubblicità.